Ti benedica il Signore che ti custodisca, faccia risplendere per te il suo volto, ti faccia grazia, rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. È quanto abbiamo ascoltato nella prima lettura tratta dal libro dei Numeri. E mi pare che in queste espressioni possiamo leggere la sintesi del messaggio di pace che Papa Francesco ha rivolto alla Chiesa, agli uomini di buona volontà, ai capi di Stato, in questo primo giorno dell'anno 2016, il cui tema è «Vinci l'indifferenza e conquista la pace». E la pace è collocata sotto la protezione di Maria, che è regina della pace, che è la madre del Figlio di Dio, Gesù Cristo, perché come lo definisce Paolo nella lettera agli Efesini, egli è la pace. E allora la pace, prima di essere un dono di Dio, è una persona, è Gesù, volto misericordioso del Padre. L'uomo, cari amici, con le sole forze umane non ce la fa a costruire la pace. Perché, come ci ricorda Sant'Ireneo, che è vescovo di Lione, tra la seconda metà del primo secolo e del secondo secolo e l'inizio del terzo secolo, perché l'uomo non può vedere Dio, ma se Dio lo vuole, nell'abisso della sua volontà, si lascia vedere da chi lo vuole, quando vuole e come vuole. Noi siamo qui per vedere Dio, per contemplarlo nel mistero del suo amore che è l'Eucaristia. Siamo qui per riflettere sul dono della pace, il messaggio del Santo Padre. E allora vorrei brevemente 5 passaggi con voi per fare questa sintesi del messaggio. Molti di voi probabilmente non hanno occasione di leggere il testo nella sua versione integrale, e allora questo momento è un momento fecondo, perché a conoscenza di tutti arriva questo messaggio del Papa. Primo passaggio: non perdere mai la speranza. Certo, di fronte agli avvenimenti che ci circondano, di fronte a molte forme di indifferenza che chiudono il cuore degli uomini, gli occhi degli uomini, per non vedere Dio, per non vedere il prossimo, per non vedere il creato, ecco, talvolta si rimane un pochettino meravigliati. Come è possibile che rimaniamo così indifferenti e tutto scivola via? Io penso a me stesso tante volte quando c'è il telegiornale e si sentono le notizie, magari le notizie quelle più dolorose, e uno continua tranquillamente a mangiare, perché deve essere così la vita. Oppure il cronista dall'altra parte del televisore che le dice come se fosse una notizia qualsiasi, senza essere immedesimato dentro. Quanta indifferenza! Indifferenza verso Dio, supera addirittura la sfera intima, personale, investe la sfera pubblica, la sfera sociale, e
senza un'apertura verso l'alto, alla trascendenza, l'uomo cade facilmente preda del relativismo e poi gli riesce difficile a vivere secondo giustizia, secondo carità, a impegnarsi per la pace. Gli manca lo sguardo in alto. Indifferenza verso il prossimo spesso assume l'aspetto dell'inerzia, del disimpegno, anche a livello internazionale. Spesso non si guardano i problemi e le necessità dell'uomo, si guardano le potenzialità economiche, schiacciando l'uomo, profittando dell'uomo. E l'indifferenza verso l'ambiente naturale. Il Papa sottolinea come la deforestazione, l'inquinamento, le catastrofi naturali sradicano spesso intere comunità dal loro ambiente di vita e li costringe alla precarietà e alla insicurezza, creando nuove povertà, nuove forme di ingiustizia. Tuttavia, non perdere mai la speranza. Secondo passaggio. Allora Dio ci domanda e domanda a tutti la conversione del cuore. Come passare, cioè, dalla indifferenza alla misericordia. E qui riporta un'immagine classica che lui ha detto già a Lampedusa, poi ne ha parlato nel messaggio del 2013, cioè Caino e Abele. Dio a un certo punto, dopo l'uccisione di Abele, chiede a Caino: dov'è il tuo fratello? E lui risponde: non lo so, sono forse io custode di mio fratello? Dramma familiare, fraterno, umano, come tanti drammi all'interno delle nostre famiglie, della nostra società. Ancora, di fronte alla schiavitù del popolo di Israele, Dio interviene e dice: ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo. 5 verbi, uno dietro l'altro. Dio osserva, ascolta, conosce, scende e libera. Dio non è indifferente, è attento, agisce. E infine nel tempo Dio manda il suo figlio. Dio fa scendere tra gli uomini il suo figlio Gesù. Egli è il primogenito di molti fratelli, dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. E lui si incontra con l'umanità ferita, con la nostra umanità peccatrice. Insegna alle folle e con varie parabole invita ad essere misericordiosi come il Padre. Gesù si preoccupa dei vari bisogni dell'uomo, volgendo il suo sguardo anche ai pesci del mare, agli uccelli del cielo, alle piante, agli alberi, abbracciando tutto il creato. Allora da qui si evince che la misericordia è proprio il cuore di Dio. E se noi siamo figli di Dio, dobbiamo avere lo stesso cuore del Padre, un cuore misericordioso, un cuore attento che agisce e che è estraneo all'indifferenza. Terzo passaggio. Allora, dice il Papa, tutti siamo invitati a promuovere
una cultura di solidarietà e di misericordia, proprio per sconfiggere l'indifferenza, a cominciare dalla famiglia. Papà e mamma, tocca a voi non essere indifferenti, a educare i figli all'attenzione di tutte le problematiche che ci circondano. Un richiamo anche agli educatori e ai formatori nella scuola e nei vari centri di aggregazione, dove bazzicano i ragazzi e i giovani, perché ogni ambiente educativo possa essere luogo di apertura al trascendente, a Dio, agli altri, al creato, all'ambiente in cui vive. E infine a tutti gli operatori culturali e dei mezzi di comunicazione sociale, perché loro hanno una responsabilità nel trasmettere con verità e dignità morale le informazioni, anziché manipolarle come spesso accade. Quarto passaggio. Ci sono anche tante iniziative e tante azioni positive in favore della solidarietà e della pace. Il Papa pensa alle organizzazioni non governative e ai molteplici gruppi caritativi, quanti ce ne sono anche nella nostra Italia, e a tante persone che nel silenzio si fanno prossimo ai fratelli. Infine, la pace nel segno del giubileo e della misericordia. Il Papa esorta gli Stati a compiere dei gesti concreti, degli atti di coraggio nei confronti delle persone più deboli, più fragili, quali sono i prigionieri, i migranti, i disoccupati, i malati. E infine ai gruppi, alle varie famiglie di Stati rivolge questo appello: astenetevi dai conflitti e dalle guerre, trascinando anche altri popoli. Astenetevi. Cancellate il debito internazionale agli Stati più poveri, in modo che riprenda. Io penso alla nostra Europa, che per decenni e decenni ha sfruttato il popolo e il continente africano. Andava a prendere le ricchezze che quel popolo aveva, le prime materie, e portava loro le armi perché si uccidessero. E poi noi chiudiamo le frontiere. Vergogna. Abbiamo delle colpe di cui dobbiamo pagare davanti alla storia, prima che a Dio, quello che abbiamo compiuto. Cancellate il debito. Adottate infine politiche di cooperazione che non si pieghino alle dittature di alcune ideologie, ma siano rispettose dei valori delle popolazioni locali. Anche noi facciamo tesoro di questo messaggio e ci affidiamo a Maria, Madre premurosa per i bisogni dell'umanità, perché ci ottenga dal suo Figlio, Principe della pace, di accogliere le nostre richieste e di portarle a compimento. Così sia. Venite a tuo Spiritus, mentre suorum visita, in plene supera grazia, quae creas
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Amen, amen, alleluia. Dio sorgente e principio di ogni benedizione, e fonda su di voi la sua grazia, e vi doni per tutto l'anno vita e salute. Custodisca integri nella fede, pazienti nella speranza, perseveranti nella carità. Dio disponga opere e giorni nella sua pace. Ascolti ora e sempre le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. E per intercessione di Maria, Madre di Dio e della Chiesa, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.